L'unica cosa è sterzare dove vedi libero, purtroppo non c'era niente di libero. Ha toccato la macchina, sbattuta e mi ha mandato fuori controllo il mezzo. E tutto il resto, sì, mi sono trovato dentro il giardino della casa a fianco, quello è successo. Nessuna alternativa se non quella di mantenere i nervi saldi. Alfredo Marazzato, autista mom di lunga esperienza, è già al lavoro a meno di 24 ore dalla sfiorata tragedia sulla Noalese, quando il bus di linea che stava guidando in direzione Quinto è finito nel giardino di questa abitazione nel tentativo di evitare l'impatto con l'auto condotta da un 82enne del posto che pare stesse svoltando a sinistra verso via Tintoretto. Sono stati attimi cruciali. Io quello che potevo fare ho fatto. Purtroppo non è che hai il momento di pensare, non c'è niente di tempo, là devi reagire e far quello che tenti di far di meglio, ma non ci pensi. Per mandar via la brutta cosa che è successa ho ritenuto che è meglio che vado al lavoro piuttosto che pensare a cosa poteva succedermi o cosa. Bisogna ricominciare. A fare la differenza, la buona sorte, per qualcuno il caso, resta il fatto che su questo marciapiede alle 8 di sera non stesse transitando nessuno. Solo pochi istanti prima il bus avrebbe travolto la signora Loretta. Io ero in strada che avevo appena finito di spazzare la strada, mi sono appena entrata con il mio sacco di foglie che avevo raccolto e ho aperto la finestra della cucina e mi sono vista arrivare una corriera in giardino, mi sono vista la corriera in giardino e poi sono uscita, no, non volevo neanche uscire perché avevo paura. In giardino scendono l'autista, le 4 ragazze passeggere a bordo, nessuno ha ferite gravi, mentre l'82enne viene portato al cafoncello con un trauma cranico. Il rumore è stato bruttissimo perché ho pensato che erano coinvolti tanti mezzi in quel momento. Forse è stata la corriera che ha fatto tutta questa confusione, ma io ho pensato a camion, a macchine, perché si è assistito proprio tanto fracasso. Adesso chiudo la casa e non esco più, non voglio neanche più sentire nessuno perché sono veramente in stato di confusione. Io vivo sempre terrorizzata perché è tutto il giorno, capito, frenate e botte tutti i giorni, non ne posso più. Guardi, avevo appena tagliato le rose, che queste sono rose di una ragazza che era morta, sono state piantate perché è morta una ragazza sul muretto qua. Una strada difficile la Noalese, ma ora Loretta con il marito Raffaello ha anche un altro problema. Sono venuti 8 o 9 volte i ladri e ho il terrore dei ladri, anche di giorno. E allora volevo almeno cercare di mettere una rete per recintare momentaneamente perché ho paura a stare così.